Cordiale saluto gentili amici e amiche all'ascolto, edizione pomeridiana del nostro audio-video giornale. La Procura della Repubblica di Udine, dopo un esposto della famiglia, ha aperto un'inchiesta sull'improvviso decesso di Carlo Quazzo, 51 anni di Lestizza, morto lo scorso 20 novembre a 10 giorni di distanza da un intervento chirurgico di legatura delle varici esofagee per un'incontrollabile emorragia. Per ora si procede contro ignoti per l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Sono state sequestrate le cartelle cliniche ed è stata disposta la perizia autoptica per giovedì 3 dicembre al cimitero di San Vito di Udine, dove la salma è conservata in attesa di sepoltura. I funerali sono stati già celebrati. Nella giornata di ieri il personale dell'ufficio, in collaborazione con la Polizia di Frontiera di Fiumicino, ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione disposto dalla Procura della Repubblica di Udine nei confronti di un cinquantenne slovacco, TP. Il predetto deve scontare una condanna di pena di 4 anni e 2 mesi emessa a seguito della condanna del Tribunale di Udine per fatti occorsi nella provincia friulana fra il 2011 e l'aprile 2013. Il provvedimento in questione è frutto delle risultanze investigative relative ad un'indagine coordinata dalla Procura di Udine, compiuta dalla locale squadra mobile e dalle sezioni di polizia giudiziaria della Polstrada di Palmanova e Treviso, che aveva permesso di documentare un'attività illecita finalizzata al riciclaggio di autovetture rubate fra Italia e Slovacchia. Assessore Scocimarro, la giunta di oggi si è occupata della questione carburanti. Sì, abbiamo prorogato per un altro mese, fino al 31 dicembre, l'extra contributo che diamo a tutti i cittadini della fascia 1 affinché abbiano una benzina a un prezzo molto competitivo, avendo uno sconto di 20 centesimi sul gasolio e di 29 sulla benzina, a cui si aggiungono altri 5 centesimi per le ibride. Quindi contiamo di aver fatto un grosso passo per agevolare anche e soprattutto le famiglie e le fasce più deboli della popolazione. L'intenzione è però quella di andare avanti. Certamente lo sforzo della Regione è importante, e con il fatto che in questo momento si sa che l'obiettivo principale della guerra è il Covid, risorse limitate non ce ne sono, il Presidente Federica ha chiesto il contributo del Governo al Ministro delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, aspettiamo una risposta, io ho avuto anche un'interlocuzione con i Ministeri, ma soprattutto ho rinforzato la proposta la richiesta del Presidente Federica chiedendo a tutti i parlamentari, senatori e deputati della nostra Regione che facciano appunto pressioni nei confronti del Governo e prossima finanziaria affinché ci sia un contributo almeno del 50% in più di quello che già la Regione mette, affinché ci fosse nel prossimo anno, nel 2021, questo contributo. Ricordo che il maggior beneficiario del consumo di carburanti è il Governo, che cuba fra IVA e accise oltre $500 miliardi all'anno. Nel caso in cui si potesse proseguire con il beneficio, la decisione è quella però di controllare ben bene quello che succede. È giusto così, perché mese per mese andremo a controllare quello che è l'agreement fatto con i petrolieri affinché anche loro ci mettano qualcosa di tasca loro per abbassare ulteriormente il prezzo del carburante ed evitare così in futuro, quando riapriranno i confini, il turismo del pieno e facilitare ai nostri concittadini lasciare le tasse in Italia e diminuire l'inquinamento dal trasferimento delle macchine all'estero e il ritorno. La Polizia di Stato di Pordenone ha sgominato una banda transfrontaliera specializzata nei furti agli sportelli ATM delle banche. Sono stati fermati come indiziati di reato 4 romeni dell'età compresa fra i 20 e i 43 anni, alcuni dei quali, a vario titolo, gravati da precedenti specifici atti di rapina. L'operazione è scattata all'alba di mercoledì per una segnalazione alla sala operativa della questura di un tentativo di furto ai danni di un bancomat. Poche ore dopo è pervenuto anche un allert alloggiati che segnalava la presenza di 2 romeni ospitati in una struttura ricettiva di Pordenone con precedenti per furti aggravati proprio ai danni di bancomat. Nella perquisizione delle loro stanze è stata rinvenuta l'attrezzatura necessaria per questo tipo di reato. Le immagini del sistema di video riprese della banca ha inoltre confermato che sulla scena del crimine c'erano le auto con cui 4 stranieri erano giunti in Italia. Pur se incappucciate, le persone ritratte erano del tutto corrispondenti per abbigliamento ai rumeni. I 4 sono dunque stati fermati per i reati di tentato furto aggravato con scasso. Le indagini però procedono, poiché gli investigatori della Polizia di Pordenone stanno analizzando altri episodi di furti aggravati con scasso commessi con la medesima tecnica avvenuti di recente tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Infatti a carico dei 4 soggetti sono stati riscontrati numerosi controlli in svariate province del territorio nazionale, dal Lazio sino al nord Italia. E con questo è tutto, vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione.